Lessini e sostenibilità, quindi anche territorio e anche futuro, questi sono stati i temi della giornata. È importantissima la sostenibilità, ne sto parlando anche in tanti eventi negli ultimi periodi. L'attività che noi facciamo come ONO nel portare nel mondo questa iniziativa incredibile che sta cambiando il modo di fare agricoltura va proprio in questo senso, e questo evento in Lessinia dimostra il fatto che i veronesi, gli imprenditori veronesi, nonostante tutte le difficoltà, si stanno sicuramente prodigando per cambiare il mondo, per cambiare come noi esseri umani dobbiamo approcciare la nostra terra rispetto a tutto quello che ci sta succedendo attorno. Quindi sostenibilità è la parola chiave per progettare il futuro e ONO ne è un grande esempio. Quali sono i progetti in cantiere e come guardate i prossimi eventi? Allora sì, la sostenibilità è fondamentale, io dico sempre che non solamente per quel che riguarda l'ambiente, la sostenibilità, ma è importante anche per quel che riguarda l'economia. Un'impresa che non sia sostenibile economicamente non può neanche pensare di gestire sostenibilità ambientale, quindi è fondamentale. ONU in questo momento si sta rivolgendo di fatto al mondo. Sono stato a New York poco tempo fa, la settimana scorsa, per presentare il progetto in America. Abbiamo scoperto di essere un'azienda, si dice disruptive in inglese, un'azienda che sta sconvolgendo il modo di fare agricoltura. I progetti prossimi sono cercare di realizzare un importante hub di innovazione qui a Verona, dove vogliamo installare diverse infrastrutture per poter coltivare indoor con le nostre tecniche e allargare questo a diversi paesi del mondo, partendo dall'East Coast, la West Coast americana. Ieri ero in una call con una importantissima azienda giapponese che vuole fare un proof a Nagoya, quindi Dubai, insomma ci sono diverse possibilità che stiamo navigando, e devo ringraziare tutto il team di lavoro. Io sono solamente la parte quello che ha inventato la cosa, ma il team di lavoro è la cosa più importante, tutti i professionisti, gli ingegneri, i giovani, gli informatici, l'Università di Verona, la Fondazione Cari Verona che ci ha permesso di riportare un ricercatore dagli Stati Uniti con la sua famiglia a lavorare con noi. Insomma è un network, siamo Verona Network, un network importantissimo di persone più che di imprese. Quindi un progetto innovativo, straordinario, che corre veloce e corre anche in tutto il mondo adesso. Corre in maniera esponenziale, come amo dire io, perché la natura è esponenziale. Noi vediamo il futuro, l'uomo vede le cose in maniera lineare. In realtà l'agricoltura e il mondo va in maniera esponenziale, e noi cerchiamo di avvicinare questo tipo di approccio utilizzando la matematica, utilizzando l'ingegneria, avvicinandola alla natura.